San Massimo, ho 37 anni, fin da piccolo la passione per il mondo agricolo era molto forte. Quando nacqui, dopo un mesetto e mezzo, essendo nato il 21 di giugno, mio papà mi fotografò sopra un'anguria e secondo me da lì è stata la svolta e la scelta di quello che andavo a fare. Era un'anguria, una delle più grandi, 24-25 kg, e mi ha messo sopra, quindi l'anguria era più grande di me. Da lì, quella foto, quando il babbo in battuta mi disse continua a studiare e trovati un lavoro e cerca di fare qualcosa che può essere gratificante rispetto a, io con quella foto là, papà, questo è, il destino è qua. Quindi una grande passione che mi ha portato attorno al 2008 a inserirmi nell'azienda del papà, fondata col nonno, e a integrarla e a portare nuovi prodotti nel mondo dell'ortofrutta. Poi con la venuta anche di mio fratello siamo ingranditi ancora di più, l'abbiamo diversificata, abbiamo cercato di inserire prodotti ortofrutticoli nuovi e al tempo stesso anche però di trovare altre strade. Quando andavo al liceo, parlando con i ragazzi, con gli amici, raccontare che venivi dal mondo agricolo, che avevi azienda agricola a casa, non era tanto un vanto, era un po' visto come così, vabbè. Negli anni invece ha preso sempre più piede e, tra virgolette, diventa figo lavorare in campagna, diventa trend fare determinati lavori che prima invece non c'erano, e questo anche grazie a molti giovani che sono rientrati, che sono entrati. Quindi nel mondo dell'agricoltura a volte succede che figli di papà che dovrebbero, figli d'arte, che dovrebbero praticamente avere l'azienda e hanno cambiato lavoro. Altri sono entrati nel mondo dell'agricoltura e hanno anche fatto fortuna creando idee nuove.